Una giovane vita spezzata, un'intera famiglia segnata dal dolore e l'ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Agrigento, dove un operaio di soli 21 anni, Angelo Giardina, è deceduto dopo essere stato travolto dal carrello elevatore che stava manovrando. La procura di Agrigento sequestra atti e l'area dell'incidente e indaga 2 persone. Il comune di Canicattì intanto ha proclamato una giornata di lutto cittadino per la morte di Angelo Giardina. E la nostra comunità purtroppo piange una morte bianca, si legge in una nota del sindaco Corbo. Saranno esposte le bandiere a mezz'asta nel Palazzo di Città, saranno sospese le manifestazioni pubbliche eventualmente previste e fino alla conclusione delle esequie si invita la comunità a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. I funerali si terranno oggi pomeriggio, sabato alle ore 16, nella chiesa Maria Ausiliatrice. Sulla tragedia interviene la Fillea CGIL, pur non conoscendo l'esatta dinamica dell'incidente, non può che denunciare la necessità di maggiori controlli, soprattutto per quanto riguarda la verifica della formazione che per l'edilizia obbliga le imprese edili a avviare i lavoratori neoassunti a un corso di formazione della durata di 2 giornate. L'obbligo esiste per coloro che sono privi di pregressa esperienza nel settore edile. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro. La Fillea CGIL da sempre e quotidianamente ha sempre urlato che il lavoro deve servire a vivere e a non morire. Le morti sul lavoro, soprattutto quello edile, hanno raggiunto record preoccupanti e l'auspicio della Fillea CGIL è che queste tragedie facciano da sprone per l'innalzamento del livello di attenzione da parte della politica verso i problemi che attanagliano tutto il mondo del lavoro al fine di evitare queste morti assurde, umanamente inaccettabili. La Fillea CGIL conclude e presenta ogni giorno nei cantieri edili, informando i lavoratori sulle attuali norme che consentono di poter lavorare in sicurezza, toccando con mano le insidie, raccogliendo la testimonianza degna di rispetto, tant'è che qualche giorno addietro ad Agrigento il sindacato ha scritto ai sindaci della provincia affinché gli stessi si adoperano per emanare specifiche ordinanze che vietino lo svolgimento di tutte quelle attività esposte al rischio termico.